Che cosa votano i veneti al referendum? Ah, non lo so, io non sono padrone a fatica del mio voto, figurarsi di quello dei veneti. I sondaggi dicono che è in vantaggio il no, immagino di sì, perché è la riforma più centralista, statalista e assistenzialista della storia della Repubblica. La Regione Veneto, che è una delle meglio amministrate, perderebbe soldi, competenze, libertà, quindi non si capisce perché un veneto dovrebbe votare per segarsi le gambe. Vorrei anche qui spiegare che non è che fanno il referendum perché Renzi crede nella democrazia, il referendum lo fanno perché non hanno preso i due terzi di voti in Parlamento, cioè il Parlamento italiano non ha votato questa riforma e quando si riforma la Costituzione, se il Parlamento non te la vota, devi andare dai cittadini, quindi è già una riforma che è stata bocciata in Italia. Però ricordiamo che con questa riforma oggi, se passasse, ma non passerà perché dobbiamo votare no, significherà per noi la fine di ogni forma, speranza e di autonomia. Guardate, io penso che non serva essere leghisti per andare a predicare queste cose, cioè bisogna essere però veneti, perché solo i veneti sanno cosa vuol dire la speranza dell'autonomia e di essere padroni a casa nostra.